con i contrari, presidio del sindaco di Napoli, 14 febbraio davanti a Montecitorio con la sua giunta. Zaia tira dritto e lancia l'appello al Sud, chiedetela anche voi, ne beneficeranno tutti e sui tempi dice la firma arriverà prima delle europee. Fiamme in un appartamento del centro storico, paura stamane a Venezia, anziana muore nel rogo, salvati altri 2 inquilini, tra i soccorritori un giovane immigrato, super lavoro dei vigili del fuoco. Cadavere carbonizzato ad Arcella, fermato un 36enne indiano con l'accusa di aver accoltellato e poi dato alle fiamme il connazionale che ospitava in casa, movente oscuro. Allarme sicurezza, momenti di panico vissuti da una famiglia di Padova, le 2 figlie rimaste sole in casa hanno chiamato i genitori per avvisarli che c'erano dei ladri nell'abitazione. Razzia dei ladri, sparita a Santa Maria di Sala la storica Bianchi usata da Fausto Coppia alla Parigi-Roubaix del 1948, le lacrime del proprietario che lancia un appello ai ladri. Accumuli di pioggia come non si vedeva dagli anni 50 in alcune zone della montagna e raffiche di vento che hanno toccato il picco di 192 km all'ora. L'ufficio statistiche della regione rende noti alcuni dati dell'uragano di ottobre. The Mountain of Venice, presentato dalla regione alla BIT di Milano, la Fiera Internazionale del Turismo, il nuovo logo delle Dolomiti Bellunesi. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura dunque l'autonomia di cui ha parlato il governatore Zaia ieri a Treviso in occasione dei 70 anni del mandamento di Treviso della Confartigianato e che è tornato ad affrontare come tema oggi a Milano in occasione del BIT. La firma entro le europee ha assicurato il governatore del Veneto, che poi ha lanciato un appello alle regioni del sud che si oppongono al processo intrapreso non solo dal Veneto ma anche da Lombardia ed Emilia Romagna. Tutto questo nel nostro servizio d'apertura. O ci danno quello che abbiamo chiesto o io non firmo. Il governatore del Veneto Luca Zaia lancia un messaggio ben chiaro al governo in tema di autonomia, visto che mancano pochi giorni al 15 febbraio quando il governo sarà chiamato ad approvare la bozza. Quanto chiesto, a cui fa riferimento il governatore, altro non sono che le 23 materie che il Veneto vuole, dalla prima all'ultima, altrimenti, come ribadito dallo stesso Zaia anche ieri a Treviso, nessuna firma della regione. E di autonomia il presidente è tornato a parlare stamane al BIT di Milano, tracciando le tappe dell'iter. Necessario prima delle europee. Se sono riuscito a fare un referendum che era ritenuto impossibile, riuscirò anche a portare a casa l'autonomia, spiega Zaia, che non nasconde poi che ci siano però ancora perplessità legate all'iter. C'è qualche ministero che ha un po' di ritrosie, ma li convinceremo. Ma anche molte regioni del sud sono pronte ad opporsi al processo intrapreso da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il comune di Napoli, alla vigilia dell'approvazione della bozza, il 14 febbraio sarà in piazza Montecitorio in una conferenza stampa con il sindaco De Magistris e altri esponenti della maggioranza. Esporremo la nostra preoccupazione e la nostra indignazione rispetto al disegno di legge che porterà alla rottura dell'unità nazionale, all'esaltazione delle disuguaglianze e alla cosiddetta secessione dei ricchi, ha spiegato il primo cittadino napoletano, perplessità alle quali il presidente del Veneto replica così. Se è vero che le cose vanno male in alcune regioni del sud in questo momento, allora è altrettanto vero che non è colpa dell'autonomia perché non ce l'abbiamo. La verità è che al sud autonomia vuol dire responsabilità, porteremo sotto i riflettori il popolo che vuole crescere e non magari qualche componente di classe dirigente che fino ad oggi ha sfruttato e ha approfittato di questa situazione. Spero che tutte le regioni chiedano l'autonomia. Faccio appello perché tutte le regioni, soprattutto dal sud, chiedano l'autonomia. Sulla discussione interviene anche il premier Giuseppe Conte. Anche se rinforzeremo l'autonomia di alcune regioni, dice, lo faremo in modo ragionevole e razionale per preservare la coesione nazionale di cui sono garante e non sottrarremo nulla al sud. Conte ha poi rassicurato che l'alleanza dell'esecutivo è sempre forte nonostante il risultato delle elezioni in Abruzzo, che hanno visto la vittoria del centrodestra, un Movimento 5 Stelle che ha perso consensi rispetto alla precedente tornata elettorale e una Lega primo partito con il 27,5%. È una vittoria personale, diciamolo fino in fondo, di Matteo Salvini, che ci ha creduto, ci ha messo impegno e è arrivato all'obiettivo. Un Salvini che ieri a Trieste per la commemorazione delle vittime delle foibe a Basovizza ha risposto così ad una domanda sul futuro proprio del governatore del Veneto Zaia. Sentiamolo. Si dice anche di uno Zaia commissario in Unione Europea, cosa dici? No, ho parlato oggi con Luca, noi quando cominciamo una cosa la vogliamo finire. Luca potrà essere il governatore che fa la storia del Veneto, perché i primi mattoni dell'autonomia sono dei passi da cui non si potrà tornare indietro, quindi per come lo conosco e per come abbiamo parlato vuole portare a termine il percorso iniziato.
E adesso la cronaca, iniziamo da Venezia, dove in centro storico questa mattina si sono vissuti momenti di paura per un incendio all'interno di un'abitazione. Purtroppo un'anziana ha perso la vita. Sono sceso dal treno, ho visto il fumo e sono venuto a vedere. Ecco qua. È chiaro, cioè, a Venezia un incendio non è normale, cioè, una cosa abbastanza rara, insomma. Attimi di paura questa mattina a Venezia quando è divampato un incendio all'interno di un appartamento che si trova a San Simeon Piccolo, appena giù dal ponte degli Scalzi di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Erano circa le 11 questa mattina quando dall'appartamento al secondo piano sono divampate le fiamme che non hanno lasciato scampo alla donna che abitava all'interno. Santa Agostinetti, il nome della vittima, aveva 88 anni. Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale sul posto e dei vigili del fuoco intervenuti con 2 autopompe lagunari. È un appartamento del comune in cui ospita delle persone anziane sfrattate, erano 4 e a un certo momento da una stanza è scoppiato un incendio, cause da verificare. Sono state soccorse 2 persone all'interno dell'appartamento, prese in cura dal personale del SUEM 118, ma non c'è stato nulla da fare per la donna. È stata trovata dentro in bagno perché invece di uscire è deceduta. È andata dentro questa stanza forse non si rendeva conto. C'è stato un soccorritore, una persona di passaggio, uno straniero che entrando ha aiutato un attimo, però poi è stato a sua volta coinvolto, l'abbiamo portato fuori. Quindi 3 persone sono portate fuori più il soccorritore e una è rimasta dentro. Il giovane soccorritore straniero, anche lui portato all'ospedale, ha fatto di tutto per domare le fiamme prima dell'arrivo dei pompieri, ma non è riuscito ad evitare la tragedia. Anche un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito nelle prime fasi di soccorso e spegnimento del rogo durato alcune ore. Domenica di orrore nel quartiere Arcella di Padova, ha scoperto infatti un cadavere carbonizzato, un altro uomo è stato ferito, i carabinieri hanno fermato un cittadino indiano. Prima ha ucciso a coltellate un connazionale che ospitava da qualche tempo e ha tentato di dar fuoco al cadavere, poi ha cercato di ammazzare anche il vicino di casa e di far ricadere su di lui la colpa del delitto. Una domenica di ordinaria follia all'interno del residence Ibisco in via Altichieri da Zevio all'Arcella. A Padova questo caseggiato color ocra non è nuovo ad episodi di violenza, spaccio e degrado. Questa volta però c'è scappato il morto. La vittima è Oshinar Singh, 45enne indiano, il suo assassino è il connazionale Sanjay Budvar, 36 anni, che al momento è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Ferito anche un 40enne pakistano. I carabinieri sono intervenuti domenica all'alba dopo aver ricevuto 2 segnalazioni. Ognuna conteneva una versione dei fatti differente, ma il luogo era lo stesso, via Altichieri da Zevio all'Arcella. Quando sono arrivati sul posto, nel cortile del residence, c'era un cittadino indiano che poco prima aveva chiamato chiedendo aiuto e dicendo di essere in pericolo di vita. All'interno del palazzo, in un appartamento al piano terra, il cadavere quasi completamente carbonizzato di un altro uomo e in un'altra abitazione un pakistano ferito al collo da un fendente che aveva allertato i carabinieri raccontando di essere stato aggredito dal vicino di casa. Dopo ore di interrogatori, i militari dell'Arma hanno ricostruito quanto accaduto. Sanjay Budvar, indiano da anni residente a Padova, avrebbe aggredito nel sonno il connazionale irregolare che ospitava da una settimana, poi lo ha ricoperto di coperte e gli ha dato fuoco, violenza scatenata forse da difficoltà di convivenza. Poi avrebbe bussato alla porta del vicino pakistano e lo avrebbe attirato in casa tentando di ucciderlo per inscenare una lite finita male. I carabinieri avrebbero già recuperato anche l'arma del delitto, un coltello da cucina. Il magistrato, visto gli elementi raccolti contro l'indiano, ha disposto il fermo. E dopo questo efferato omicidio, i residenti dell'Arcella si dicono preoccupati, parlano di una situazione di degrado all'interno della residence che si è incancrenita da anni, spiegano a causa della speculazione edilizia. Un residence con 63 mini appartamenti all'interno, più persone di quante ne possano essere contenute, stanze che sono loculi. Il residence Ibisco all'Arcella è conosciuto per essere un'isola di degrado e spesso di difficile convivenza, culminata con l'omicidio di domenica mattina. Negli anni teatro di blitz delle forze dell'ordine, era sorto negli anni 70 come una palazzina di lusso con appartamenti su 2 piani, poi la speculazione edilizia lo ha portato verso il baratro.
Il problema è proprio quello, voler dare, speculare a tutti i costi su questi appartamenti e volerli rendere dal punto di vista speculativo appunto più redditizi possibile, porta poi a un degrado che è inevitabile e lo si vede, insomma, lo si vede sotto gli occhi di tutti. La storia è nota ai residenti che nelle vicende del Residence Ibisco vedono molti elementi in comune con quelle dei caseggiato di Vianelli, luoghi di degrado all'interno di un quartiere che chiede solo di essere più curato. Dopo l'omicidio di domenica sul posto anche la politica locale che parla di un piano di riqualifica. Io e anche comunque la Giunta siamo particolarmente preoccupati per le famiglie con bambini, perché qui dentro abitano molti bambini e quindi la cosa principale che bisognerà fare sarà riuscire a trovare delle sistemazioni dignitose, alternative per queste famiglie. Dopodiché chiaramente la soluzione sarebbe svuotare, questa è anche la soluzione del proprietario in realtà, che vorrebbe svuotare e ristrutturare facendo degli appartamenti normali. Dura invece l'opposizione che chiede maggiori controlli anche in altri condomini dell'Arcella. Durante la nostra amministrazione qui avevamo preso a cuore la situazione, facevamo continue verifiche igienico-sanitarie di sovraffollamento degli appartamenti, quindi si era arginata la situazione. Oggi è sfuggita di mano perché abbiamo un'amministrazione che purtroppo non ammette che ci sono problemi di illegalità nella nostra città. Restiamo a Padova con l'incubo vissuto da una famiglia. Le due figlie rimaste sole in casa hanno chiamato i genitori per avvertirli che nell'abitazione erano entrati i ladri. Mia figlia mi ha messaggiato che c'è gente in casa di venire a casa subito. Ormai può capitare anche questo, uscire di casa per qualche minuto con la propria moglie e ricevere subito dopo un messaggio dalla figlia rimasta sola con la sorella perché in casa ci sono i ladri. Quello subito da questa famiglia volta Barozzo non è certo l'unico furto in appartamento in questi giorni a Padova, ma le circostanze sono tali da aver fatto vivere momenti di terrore. Mia figlia che ha vissuto in diretta tutto il furto in casa, perché lei era in bagno e perché si è accorta dei ladri perché li canabaiava. L'hanno rinchiuso in una stanza e sono andati sopra e mia figlia li sentiva parlare, sentiva che facevano le stanze e quindi non sapeva i momenti. Nel frattempo mi messaggiava per dire che di venire a casa immediatamente. Mentre la sorella era nella sua camera da lei? L'altra sorella era in camera sua e non si è accorta di nulla finché loro non sono entrati nella sua stanza. L'hanno vista e sono andati via. L'intervento della polizia è stato tempestivo, ma il raid dei ladri è durato pochi minuti. Ciò che lascia il segno in questa casa però non è il furto. E soprattutto la grande, che era chiusa in bagno col pensiero della sorella chiusa nell'altra stanza, con la paura che potesse uscire e vederli, credo insomma sia abbastanza faticoso. Ecco. I ladri hanno scavalcato il muretto del giardino e forzato la porta finestra della cucina. Non erano italiani e non è la prima volta che in questa zona ci sono furti. Hanno sbagliato la macchina, hanno aperto la macchina almeno 3 volte in 2 anni. La macchina parcheggiata qui in garage. È una zona che sta diventando meno sicura questa? Ma io direi di sì, direi proprio di sì. Ma noi abbiamo sempre messo l'allarme ogni volta che usciamo di casa. Abbiamo l'allarme perimetrale, quello volumetrico. È che alle 6 di sera, una domenica con i figli in casa, uno non pensa di mettere l'allarme se va via 5 minuti. Finto tecnico dell'acquedotto tenta di raggirare 2 anziani, poi per fuggire spruzza in casa dello spray urticante, accaduto in mattinata nel quartiere di San Lazzaro a Treviso. Ha approfittato del fatto che da settimane sono in corso nella via i lavori alla rete dell'acquedotto per spacciarsi come tecnico dell'ATS ed entrare in casa per rubare. Vistosi scoperto, il malintenzionato di turno ha estratto una bomboletta spruzzando nell'aria una sostanza irritante per guadagnarsi la fuga. L'episodio alle 11 di stamattina in via Nani, quartiere di San Lazzaro a Treviso. Vittime Graziano Socca di 86 anni e la moglie Eleonora di 82. È venuto, ha suonato il campanello e ha detto: sono dell'acquedotto che devo entrare e devo misurare l'acqua perché abbiamo sbagliato, abbiamo buttato troppo cloro e lei perlomeno deve stare 3 ore senza bere acqua e allora entro per misurare l'acqua. Prima si è fatto aprire i rubinetti esterni, poi quello della lavanderia, infine ha chiesto di salire al primo piano e lì il signor Graziano ha capito che si trattava di un truffatore. Lei non va più sopra, lei se ne vada e vada via immediatamente perché non è giusto. E lui ha tirato fuori una bombolina piccola tra giallo e verde, ha spruzzato e mi sento
tutto bruciato gli occhi, la gola, e io in questo momento ho aperto le finestre e le porte e lui è andato via a piedi e aveva un altro che era sempre in collegamento col telefono. Immediatamente è scattato l'allarme, sul posto la polizia e un'ambulanza del SUEM 118 per visitare i due anziani. Molto scossa la signora Eleonora, dimessa dall'ospedale solo pochi giorni fa, le parole della figlia. Insomma, siamo molto spaventati, più per la sostanza che non sappiamo cosa hanno spruzzato, perché presumiamo peperoncino, ma qua ci brucia la gola di continuo, sicché non sappiamo, punto di domanda, cosa è stato spruzzato. E questo mi preoccupa tantissimo, perché è stato inalato da tutti. Sul posto è voluto recarsi di persona il sindaco Mario Conte. Ho già avvisato Alto Trevigiano Servizi in modo che possa informare la cittadinanza che ci sono questi finti tecnici dell'acquedotto che girano per le nostre vie comunali. Abbiamo allertato la polizia municipale, ma approfitto anch'io per avvisare i cittadini di fare sempre molta attenzione quando qualcuno si presenta al campanello. Santa Maria di Sala nel Veneziano adesso con un raid dei ladri, rubata la bici da collezione appartenuta a Coppi. Il proprietario Bruno Carraro in lacrime chiede disperato ai ladri di restituirla anche in forma anonima. Signor Bruno, lei stanotte non ha dormito? No, ho fatto la notte in bianco. Ha ancora il magone? Ah sì. Bruno Carraro, 61 anni, una vita spesa per il ciclismo di cui ne memoria vivente non ha chiuso occhio ieri notte pensando al furto subito della sua carissima bicicletta, non una bici qualunque, bensì la storica Bianchi usata da Fausto Coppi nella Parigi-Roubaix del 1948. Contempla questa bici, ma non è la sua. Sotto i suoi occhi, ieri a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala gliel'hanno sottratta nel corso della domenica dedicata alla storia di ieri e di oggi delle due ruote. In lacrime, disperato, si appella al cuore di chi gliel'ha sottratta. Che abbia il coraggio di portarla indietro. Bruno Carraro è stato ed è amico dei grandi campioni delle due ruote, è presidente del comitato di tappa del Giro d'Italia che a fine maggio arriverà a Santa Maria di Sala e vicepresidente del Museo Madonna del Ghisallo, tra i fautori della partenza annuale della tappa del Giro d'Italia 2016. Ci racconta la storia della bici rubata. Sono state costruite 4 biciclette per la squadra di Fausto Coppi. Una è il Museo di Novi Ligure, una è il Museo del Ghisallo, una è il Museo di Ceso Maggiore, che ce n'erano 2. E il San Vito, sul testamento, quando è morto, mi ha lasciato una di quelle 2 biciclette là è tua. Infatti mi ha mandato a chiamare e sono andato a prenderla, l'ho portata a casa. Era un cimello. Secondo lei chi può averla portata via? Uno che sa cosa ha preso. Ma la commozione è davvero tanta, incontenibile, al punto che le lacrime hanno di nuovo il sopravvento su di lui. Mi ha regalato questa bicicletta come omaggio del testamento. Io l'ho portata a casa, la tenevo come un cimello in salotto e l'unica volta che è uscita ieri, per portarla qua per farla vedere alla mostra delle biciclette, e così è andata. Io l'unica cosa che posso dire a questo signore che ha portato via la bicicletta che la consegni, farebbe un gran gesto e ritiro la denuncia. E adesso ci colleghiamo con Lina Paronetto, che vedo già sul mio monitor, insieme al sindaco di Vedelago, perché sta per iniziare, o forse è anche già iniziata, la seduta del Consiglio Comunale straordinario convocato per discutere di quello che è il tema che sta animando la discussione nel paese trevigiano, ovvero quello della vendita di un patrimonio UNESCO, Villa Emo. Cedo subito la linea a te, Lina, buonasera a te, buonasera al sindaco.
Buonasera Francesca, sì, siamo in diretta dal cinema di Vedelago. Buonasera Cristina Andretta, sindaco di Vedelago. C'è questa seduta straordinaria del Consiglio Comunale con un unico punto all'ordine del giorno. Di fatto l'amministrazione chiede al Consiglio il mandato pieno, insomma, per cercare di fare cosa, sindaco? Di salvare il bene pubblico, diciamo, l'utilizzo pubblico di questa villa, è così? Sì, è così. Villa Emo per noi non è solo patrimonio dell'UNESCO e patrimonio italiano, ma è anche un patrimonio vedelaghese, un punto di riferimento e un luogo identitario per la nostra comunità, quindi cercheremo di avere le garanzie affinché questo bene resti usufruibile da parte del pubblico, quindi la parte della villa possa essere ancora utilizzata dalla nostra comunità e non solo. Sappiamo che era della banca di credito cooperativo, adesso c'è questa volontà di alienarla, di venderla a un privato di cui non si sa neppure l'identità in questo momento. Il vostro tentativo qual è? Di raggruppare una cordata di piccole aziende, di fatto, di piccoli sponsor che possano, un trust di fatto, no? Che possano prendere in carico questa villa. Sì, in questi giorni, quando abbiamo preso della notizia, molti imprenditori si sono fatti avanti, hanno dato la loro disponibilità a ragionare su una possibile controproposta e quindi su questo stiamo lavorando, chiedendo anche appunto alla banca di credito cooperativo di darci una mano, di conoscere un po' le condizioni e anche le tempistiche. Vorrei sottolineare però che la nostra non è una battaglia contro la banca, ma pensiamo che queste azioni possono essere anche di supporto alle loro esigenze, chiaramente di ente privato. Benissimo, io direi che per ora possiamo lasciare andare il sindaco e far iniziare il Consiglio Comunale. Naturalmente nel corso dell'edizione di Treviso ulteriori collegamenti qui da Vedelago. Francesca, vi restituisco la linea. Grazie al sindaco, grazie a Lina Paronetto e a Cristian Roccaiende per il supporto tecnico. Naturalmente appunto torneremo nell'edizione di Treviso ad aggiornarvi su questo Consiglio Comunale straordinario. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione tra fine ottobre e inizio novembre, perché l'ultimo numero di statistiche flash, pubblicazione periodica dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto, è dedicato al maltempo che si è appunto abbattuto sulla nostra regione. I dati registrati mostrano che in alcune località sono stati raggiunti record assoluti o valori prossimi ai massimi storici delle precipitazioni cumulate nell'arco di 4 giorni. Per esempio la stazione di Soffranco presso Longarone ha misurato 715,8 mm di pioggia accumulata, il valore più elevato mai registrato dall'Arpav negli ultimi 30 anni. A Sappada e Agordo si sono avuti i valori più elevati delle piogge misurate in quelle località perlomeno dal 1950. Un altro approfondimento della pubblicazione è dedicato al vento. La stazione Arpav di Monte Cesena, sulla sommità delle Prealpi orientali, ha registrato in quelle giornate il record storico della raffica di vento più violenta di circa 192 km/h. Questo insomma a dimostrazione della violenza di quel maltempo che ha devastato soprattutto la montagna bellunese. E le Dolomiti della provincia di Belluno si presentano all'Italia e al mondo con un nuovo vestito, un logo multicolore come tante sono le sfaccettature e le esperienze che il turismo della zona offre ai visitatori e internazionale attraverso il Claim the Mountain of Venice. Il nuovo marchio voluto dal consorzio DMO Dolomiti della provincia di Belluno è stato presentato alla BIT di Milano. Obiettivo del rebranding è rafforzare l'identità del territorio anche dopo la candidatura Milano-Cortina ai Giochi Olimpici 2026. Presenti l'assessore veneto al turismo Federico Caner, il presidente della provincia Belluno Roberto Padrin. Oltre il 46% delle montagne riconosciute dall'UNESCO, dice Caner, sono nel bellunese. Per noi è un orgoglio e un onore poterle esibire. Padrin ha detto è una giornata importante perché è stato lanciato questo brand che lega le nostre montagne alla bellezza di Venezia. Il progetto di branding prevede anche azioni dedicate a diffondere le migliori esperienze turistiche che ci sono nel bellunese. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, parleremo di decreto sicurezza, ospite in studio Davide Battisti, segretario generale della SIULP Veneto, sindacato di polizia, e Erin Suzuki, presidente ANOLF Belluno Treviso, associazione CISL che si occupa di immigrazione. E poi a seguire come ogni lunedì alle 21:15 in prima serata su Antenna 3 torna a Ring, la politica alle corde, in studio Gianluca Forcolin della Lega, Alessandro Luigi Bisato del Partito Democratico, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Francesca Zaccariotto di Forza Italia.
Con il Veneto ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, torna il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 11 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime comprese tra i -1 e 1 grado, massime oscillanti tra gli 8 e i 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti vedremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i -5 e -2 gradi, massime oscillanti intorno ai 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.